Sponsored by Costa Marina Case Vacanze, B&B e ristorante a Peschici Gargano. Info 348 83 29 295 costamarinapeschici.it. Impresa Valassi Fermo e Franco. L'arte di costruire e ristrutturare. www.valassiff.it. Trattoria Cantù dal 1897 all'Ifornasette di Olginate. trattoriacantù.com. Studio dentistico Caponero Dottor Livio. Sulla bocca di tutti. caponerolivio.it. Treva Home, la tua casa vacanza sul lago di Como. 340 22 45 235 trevahome.it. Lecco e Feralpi Salò si affrontano a Rega Monticeppi, il big match della 32esima giornata di campionato nel girone A di Serie C. Può valere tanto per la Feralpi Salò, che è capolista del girone, per il Lecco che vuole accorciare dal meno 5. Sparuto gruppo di tifosi da Salò. Subito il Lecco che ritrova Ilari dopo la squalifica di 2 turni. Capitan Giudici scende a destra, sovrapposizione di Zeliak, dentro il pallone, non riescono a calciare, poi arriva Ilari col mancino, clamorosa occasione subito dopo 4 minuti per il Lecco. Si dispera Ardizzone, Ilari vicinissimo al gol, anche poco dopo al settimo a tu per tu con Pizzignacco, non c'è qui nella sintesi. Attenzione al destro, la parata di Melgrati, la risposta su Pittarello, bene imbeccato la sinistra, si infila, calcia col destro, trova la risposta del portiere bluceleste. 21esimo, le finte di Siligardi che poi lascia partire il suo proverbiale mancino, non va lontano dalla porta di Melgrati. Calcio di punizione di Palazzi, palla che sfila Melgrati e poi l'anticipo incredibile su Di Gennaro. Si salva il Lecco su questo calcio di punizione. Siligardi, la finta su Ilari, gira su se stesso, poi lascia partire un gran destro Palazzi, non inquadra la porta il numero 7 della Feralpi Salò. Ripresa Zeliak, Lecco attacca sotto la Sud. Giudici, la finta a sedere un avversario dentro il cross e poi non riesce Ilari, con la nuca colpisce, non c'è deviazione, non riesce a inquadrare la porta di Pizzignacco. Calcio d'angolo, colpo di testa fuori direttamente di Bacchetti. Boschi guarda i suoi, ancora Feralpi Salò, Zennaro stoppa, cerca di accomodarsi il pallone sul destro, Melgrati respinge. Punizione di Voltan, arriva dentro, conclusione di Di Gennaro alta. Feralpi nella finale. Voltan prova la conclusione, svirgolata in curva nord. Il recupero, il Lecco con Magni, entrato dalla panchina. Magni calcia con il mancino, la palla gira ma non a sufficienza per sorprendere un comunque insicuro Pizzignacco in questa occasione. Palla lunga, respinge la difesa del Lecco, finisce qui. Finisce 0-0 il big match della 32esima giornata. Non mutano le distanze tra le due squadre.